Amici del TGIM, benvenuti. Ci troviamo nella sede del Tiro a Segno Nazionale, sezione di Milano, in compagnia del presidente Mario Berardinetti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, un bellissimo ambiente dove si pratica una disciplina sportiva, forse poco anche conosciuta, ma che ha in realtà una bellissima storia, grandissima storia e che è anche disciplina olimpica. Esatto, viene considerato sport minore, ma a livello olimpionico siamo quelli che portiamo forse più medaglie d'oro. Ecco, qua intanto vediamo molte targhe, molti scudetti. Certo, sono scudetti un po', questa c'è un po' la storia del Tiro a Segno di Milano. E questa è una piccolissima parte perché poi il resto è tutto giù, nascosto nelle cantine, diciamo, tenuto nelle cantine perché sono trofei in questi tanti anni, dal 1905 che è nato il Tiro a Segno di Milano, prima nella sede vecchia, dal 78 nella sede nuova che è questa, e insomma di trofei ne abbiamo vinti insomma parecchi. Ecco, la gente come arriva ad approcciare a questa disciplina? C'è una fascia d'età in particolare o possono accedere tutti che abbiano magari un particolare pregresso? Dai 10 anni fino ai 16 anni possono sparare ad aria compressa e dai 16 in poi con la calibro 22 o con altri calibri. Come specialità olimpiche tutto calibro 22 LR, long life. Per accedere però anche alla pratica di questa disciplina c'è un piccolo corso da seguire. Sì, allora 10 anni hanno delle prove ad aria compressa seguite da un istruttore di secondo livello federale, si fa una piccola prova e poi si inseriscono nel mondo dell'agonismo fino ai 14 anni. Poi dai 14 anni in poi può anche seguirlo a un istruttore di primo livello. Anche nel tiro a segno esiste una federazione sportiva. Certo, l'Unione Italiana Tiro a Segno, che è anche un ente pubblico. E noi siamo una cellula di questa federazione che ha sede a Roma, è lei che poi decide anche chi portare poi alle Olimpiadi, e sono quelle persone che poi si allenano durante l'anno e hanno dei risultati a livello internazionale e poi ottengono poi le medaglie nelle varie gare internazionali. A proposito di gare olimpiche, quali sono i numeri delle sezioni italiane? Allora, in Italia ci sono 230 poligoni circa, piccoli, sono poligoni magari che hanno 50, 60, 100 soci e poligoni che ne hanno 10.000, 11.000 come i nostri, sono pochi, c'è Roma, Milano, Bologna, Napoli, sono queste città un po' grosse che hanno i numeri, gli altri sono abbastanza sezioni molto molto piccole. Ci sono dei momenti in cui il tiro a segno viene aperto straordinariamente, magari per accesso alle scolaresche o qualche evento di questo tipo? Noi facciamo già una promozione, abbiamo le prove gratuite, 2 prove gratuite che la gente può venire qui a provare, sempre ad aria compressa naturalmente, e poi uno se gli piace si iscrive e se no ha provato a sparare. Anche gli schermi del TGIM rilanceranno il tiro a segno, stimoleremo la curiosità e voi scoprirete anche che pure io posso provare a misurarmi con il tiro a segno. Esatto, intanto ringraziamo il presidente Mario Berardinetti, grazie mille per l'ospitalità e per la vostra bellissima storia. Sempre un piacere far conoscere questo meraviglioso sport. Grazie a tutti. Prego. Ciao. Hai visto?